Di polizia rappresentate qui, che cosa, siete stati chiamati in causa ma anche elogiati tante volte, che situazione vivete voi? Dunque, togliamo il terrorismo, perché togliamo il sì, terrorismo che è proprio quello adesso di oggi non parliamo. Ma fermandosi ho ascoltato molto attentamente gli interventi, insomma ho individuato un po' di parole chiave. Una di queste è sicuramente la prevenzione. Ma riuscite a farla? Ecco, un'altra riguarda la percezione e lo scollamento che c'è fra la percezione della sicurezza o dell'insicurezza e la reale situazione. Sono ovviamente due aspetti interconnessi. Come si fa prevenzione? Allora, è impossibile pensare di avere chiunque la volante o la gazzella dei carabinieri sotto casa, per ovvi motivi numerici. Non è questo il modo in cui si può ottenere una qualunque forma efficace di prevenzione. Ci vuole sinergia fra i diversi attori sociali, i tecnici del mestiere, cioè noi, e una divisione però anche dei compiti. Io non sono molto appassionato in questo senso dell'estensione dei compiti delle polizie locali, non tanto perché sia geloso del ruolo nostro come Polizia di Stato, quanto perché ognuno deve saper fare bene quello per cui è preposto a fare. Secondo me diventa anche pericoloso a un certo punto quando il vigile urbano, l'agente di polizia locale, come lo vogliamo chiamare, viene investito di compiti che non è neanche preparato a gestire fino a un certo punto. E si resta scoperti poi su altri aspetti che invece sarebbero il loro core business, per dirla in italiano moderno. È vero, però voi da soli non ce la fate, c'è poco da fare. Noi da soli non ce la facciamo. Cioè, il fatto stesso, io dico, che passi la polizia locale, certo, per le vie, al cittadino percezione ti dà un po' più di tranquillità. Il negoziante immagino lo stesso, anche se magari non possono fare niente, però sicuramente quello è un aspetto. Però torniamo, diciamo, sulla distinzione fra percezione e poi reale sicurezza, e sulla sinergia per aumentare, per diminuire la discrepanza fra i due aspetti e per aumentare l'effettiva prevenzione del compimento di reati. Da questo punto di vista qua va benissimo il passaggio delle auto, che siano della locale, dei carabinieri, della polizia, non fa differenza per il cittadino e ben venga. A monte di questo però ci vuole una maggiore strettezza delle maglie della rete fra i vari attori. Cioè, mi fa molto piacere quello che hanno detto prima i rappresentanti qua del commercio e del turismo, perché quella è la vera strada, per come la vedo io, per arrivare a una maggiore sicurezza reale al di là di quella percepita. Bisogna fare sistema, bisogna fare rete e lavorare tutti nella stessa direzione, amministrazioni locali, tecnici della materia, quindi attraverso il questore e il prefetto, e ovviamente gli attori sociali. Si diceva prima che il primo semestre vede un calo del numero di reati predatori in danno delle aziende. Allora, questo dato lo possiamo leggere in mille modi diversi. Uno di questi è connesso alla battuta che faceva lei prima, sono aumentati quelli nelle abitazioni, è, diciamo, una percezione e corrisponde effettivamente alla realtà. Le statistiche poi sui reati, sulle devianze vanno sempre prese con le pinze, perché il dato si scosta sempre parecchio, c'è un nero nelle statistiche che non è quello reale, però sui reati predatori, diciamo, sono abbastanza corrispondenti, perché una rapina uno comunque la denuncia, magari non denunci la violenza sessuale, ma la rapina sì. Allora, sono diminuite nel primo semestre le rapine in danno dei commercianti. Come la possiamo leggere questa cosa, delle attività produttive in genere? Io la leggo innanzitutto in questo senso, che c'è una maggiore percezione da parte degli operatori del settore che, pare brutto detto da me in questi termini, però che si devono un po' fare attori principali della loro sicurezza, quindi non dico arrangiarsi da soli, però insomma dare una mano a noi ad aiutarli, quindi la tecnologia, gli allarmi. Stiamo dando un messaggio, perché arrangiarsi da soli? No, difatti l'ho detto, che era una battuta, non era sicuramente quello che... Sistemi di sicurezza, allarmi, dove sono aumentati, abbiamo visto contestualmente diminuire il numero di reati.
infatti, dove aumentano, perché chiaramente uno che fa quel mestiere lì non è che cessa d'improvviso perché hai messo l'allarme, va sull'abitazione che magari è più scoperta. Ecco, allora il messaggio magari ai cittadini è chi può intanto si doti di questi strumenti. Voi fate già peraltro molta formazione in questo senso, anche nelle scuole in generale. Sì, nelle scuole, non solo, insomma. La Regione ha proposto di defiscalizzare, questo dice Zaia, totalmente le spese per l'autodifesa, creare un fondo per risarcire i danni se lo Stato non riesce a diciamo, la gente. Attenzione che quel fondo lì tra l'altro è obbligatorio, perché l'Unione Europea ha obbligato tutti i paesi dell'Unione Europea su tutti i reati predatori e sui reati gravi che ove il delinquente non viene arrestato, non si capisce chi è o non ha nulla, lo Stato italiano dovrebbe in maniera obbligatoria risarcire chi ha subito il danno. E l'Italia è l'unico paese in Europa che non ha ratificato la legge e viene puntualmente multata per questo. Sì, però scusate, ma guardate che stiamo scaricando il problema ai negozianti, alle famiglie in difficoltà adesso. Quindi giustamente i costi, perché se io prendo il problema e lo porto da un'altra parte, i costi sono tui. Qua non è un'ulteriore tassa. È una tassa praticamente, diciamo, non dichiarata, ma se mi devo arrangiare per fare un impianto d'allarme, capisci che una famiglia che magari fa fatica ad arrivare a fine mese, non è che diamo neanche un messaggio, o un negoziante che magari chiude la sua attività a fine anno in pareggio, dice devo investire una cifra, ma a fronte di che? Cioè io già pago per avere una sicurezza. Ma probabilmente lui si riferisce anche al fatto che ci sono altre iniziative prudenziali che ognuno di noi può adottare. Soprattutto costano ma anche quelli diciamo di prudenza, di attenzione. Però sembra di essere il coprifuoco. E volevo dire anche il termine esatto, il coprifuoco. Esatto. Toccani, lei rappresenta tanti anziani che subiscono truffe, cioè sono le vittime privilegiate di questa serie di situazioni. Come la vivete? Sì, certamente molte cose di quelle che sono state dette qui stasera anch'io le condivido, perché il livello di preoccupazione è un livello molto alto e si colpiscono secondo noi in modo particolare determinati strati sociali, i più deboli che noi identifichiamo per esempio negli anziani. Nel nostro Veneto noi dobbiamo denunciare che i raggiri, le truffe, i furti nelle case, in modo particolare nelle case sparse nel territorio, sono in aumento. Infatti questo a controbilanciare quanto... Per cui anch'io sono d'accordo che le statistiche vanno sempre lette con grande attenzione. Noi però siamo convinti che bisogna sviluppare una politica di prevenzione e questa è la ragione per la quale noi come sindacato, in modo particolare dei pensionati della CGIL, abbiamo elaborato questo tipo di libretto, di libricino, per dare istruzioni che lo stiamo distribuendo, è vero, a piene mani nelle riunioni che noi andiamo a fare sia nel territorio che nelle scuole. Quindi lei dice adottare dei comportamenti che tutte le nostre riunioni che promuoviamo assieme al sindacato di polizia, assieme a alcuni magistrati, è vero, assieme anche ad altre persone che si interessano della materia, sono riunioni che riescono sempre in larga misura, con larga partecipazione, comprese anche le riunioni serali, perché io sono convinto che con la gente bisogna anche ragionare, bisogna anche discutere, perché la percezione dopo va, come dire, confrontata anche con quelli che sono i dati di realtà. Quello che diceva un po' Ferretti. Cioè quello che diceva che si diceva prima, perché dobbiamo stare attenti di non diventare anche noi delle campane di risonanza e di conseguenza descrivere una situazione nel Paese che poi dopo ottiene l'effetto che è quello della preoccupazione, che è quello di rinchiudersi in casa, di rinchiudersi in noi stessi. Per cui dobbiamo cercare, intanto io dico come forze sociali, visto che sono qui a nome di un sindacato, di essere molto accorti, molto attenti. Poi si fanno anche determinate denunce. Noi siamo fra quelli, per esempio, che alcune denunce le fanno,
perché il modo di come le forze di polizia sono trattate nel nostro Paese, come sindacato noi lo denunciamo. Anche l'ultimo provvedimento, quello degli 80 euro che si vengono oggi a ipotizzare per i poliziotti, per le forze di polizia. Sono secondo noi delle improvvisazioni, adesso comunque andremo a vedere anche che effetto che fa questo tipo di annuncio che il capo del governo ha fatto. Però io punto molto su una questione, che è quello della discussione, che è quello della prevenzione. No, perché conti alla mano, lei ha detto, io la interrompo un attimo perché di questa cosa qui io ho dei dati, della cifra che è stata stanziata restano 300 milioni sufficienti ad attribuire i bonus a soli 3/5 dei poliziotti, quindi neanche a tutti. Quello che ho letto io molti meno, di quelli, io non ne ho letto quelli che sono in strada. Guardi, no? Sì, solo quelli in strada, esatto. Io dottor non ne ho letto neanche una, perché io ho letto proprio quest'ultima affermazione, i poliziotti che sono in strada. Sì, comunque... Lei vuole che le chieda per esempio se uno che ha detto alla centrale operativa fa parte della strada. No, l'ha detto Renzi, ma di fatto lo dico... No, ma siccome Renzi ha anche detto, o un suo interprete, perché io faccio fatica a capirlo, ma quello che sottotitolo ha detto che Renzi stava dicendo che mi pare che il 40% degli agenti di polizia o gli agenti di forze dell'ordine sono quelli che svolgono l'attività in strada. Adesso lei mi correggerà, io non è che sono un agente di polizia, per cui non so cosa voglia dire, però quelli che sono in strada, che fanno le volanti, che fanno le indagini, l'investigativa, questi sono un 40%, l'altro 60%, se non ho capito male, ma forse ho letto male io. Sarebbero esclusi? No, sarebbero esclusi perché fanno un'attività di tipo amministrativo, che prima mi rifaccio a quello che diceva l'agente di polizia, è giusto che forse che la locale non abbia determinati compiti che hanno gli agenti di polizia e i carabinieri. Però, se mi concede, signor segretario della SPI Veneto CGIL, però secondo me sarebbe anche giusto che il 60% degli agenti di polizia e di carabinieri non svolgessero la propria attività in ufficio, visto che sono preparati, che vanno al poligono, che sparano, che sono deputati a quel compito lì. Magari negli uffici, non tutti, è ovvio, poi c'è anche un discorso anagrafico, anche negli Stati Uniti a 50 anni, 55 non ti mandano in giro per dire in pattuglia, però non è pensabile che a timbrare i passaporti finti passaporti dei finti profughi sia un agente di polizia di 30 anni, come ho visto io di 35 anni, e dopo in strada non c'è nessuno. Quello potrebbe farlo una signorina, con tutto il rispetto, o un signore di 70 anni o di 60 anni, anche di 70, visto che adesso ci manderanno in pensione a 80, ecco, e che può farlo tranquillamente. Io vi interrompo un attimo, che stiamo dicendo la stessa cosa. No, ma infatti state dicendo io non posso dire le stesse cose al CGIL. Ma no, lei non può. Un attimo solo che parla Ferretti, un secondo solo, poi io ho l'intervista da lanciare. Non solo ricevo la provocazione, ma anche il rilancio in positivo. Perché a rilasciare passaporti o permessi di soggiorno ci deve essere un poliziotto, vecchio o giovane che sia? Sono attività che può fare tranquillamente l'ufficio anagrafe, tranne la parte che riguarda l'indagine di polizia giudiziaria o di prevenzione, perché anche negli uffici immigrazione per i permessi di soggiorno, così come nei passaporti, c'è una valutazione che quella è il compito specifico del poliziotto. Questo per dire che quando si dice il poliziotto che sta in strada si fa uno slogan facile, comodo, ma cosa vuol dire poi in realtà stare in strada? Quello della volante che fa effettivamente il servizio più disagevole che c'è al momento in polizia, ma che è l'unico che effettivamente sta in strada, perché il poliziotto della squadra mobile che fa le indagini in strada ci va molto poco. È considerato anche quello lavoro di strada per Renzi? Spero, perché sennò di scritto non l'abbiamo visto ancora. No, perché se uno va su un viottolo in campagna non è più strada, allora non fa più, ma è assurdo. No. Allora, io voglio adesso dare l'intervento, dare la parola all'avvocato. Però prima della parola all'avvocato sentire l'intervista a un magistrato, perché poi abbiamo parlato di certezza della pena, insomma ci siamo arrivati alla fase clou. Sentire prima cosa dice il magistrato e l'avvocato che cosa invece sostiene. Andiamo subito in pubblicità così ci liberiamo da questo peso della pubblicità, così dopo la sentiamo.